27ª giornata nel campionato di eccellenza siciliana. Ben trovati amici di Wii Sport per il big match del turno, quello tra Canicattì e Agragas, prima e seconda del torneo, divise da 8 punti in classifica. Guarda infatti tutti dall'alto la formazione di Mister Bonfatto a quota 60, 52 punti invece del gigante degli ospiti, reduci dalla vittoria per 1-0 in un'altra gara molto importante per le zone alte di classifica, quella contro la Don Carlo Misil Mary. Nell'ultima giornata invece blitz in trasferta del Canicattì contro la Parmonval. Vediamo le scelte di Mister Bonfatto per affrontare questa partita. Consueta veste tattica 4-3-3 per gli agrigentini, Barbagallo in porta, Di Mercurio, Raimondi, Pettinato e Tedesco in difesa, Garufo, Prividera e Pezzabile in mediana, Iraci, Gueye e Iezzi in attacco. Velocemente anche l'Agragas con Arusha, Baio, Cipolla, Tuniz, Tarantino, Lavardera, Piuca, Strano, Prestia, Pavisic e Finessi. Partiamo col film del primo tempo, ci prova al quinto minuto il Canicattì con Iezzi che viene servito molto bene da Prezzabile, il suo pallone però viene messo in calcio d'angolo. Al 12esimo il tentativo dell'Agragas con Pavisic che colpisce di testa, Barbagallo blocca senza problemi. Minuto 25 calcio di punizione, c'è il tentativo di sponda di Tuniz per l'ex Igea Pavisic e il gol del vantaggio dell'Agragas che vuole assolutamente mettere i bastoni fra le ruote a questo Canicattì lanciato verso la Serie D. Si sblocca il risultato e adesso il Canicattì deve riorganizzarsi per cercare di riacciuffare il pareggio. Lo fa subito con questa offensiva col tentativo di Iezzi che viene chiuso sul più bello dalla difesa dell'Agragas. Ancora Canicattì, il filtrante per Iraci che mette in mezzo un gran cross, arriva il gol e quello di Garufo, la girata col destro imparabile per l'estremo difensore dell'Agragas e ce la godiamo dalla doppia inquadratura 1-1, tutto da rifare allora tra Canicattì e Agragas. Il gol di Pavisic risponde Garufo ma al 43esimo sono passati 30 secondi e arriva il secondo cartellino giallo per Angelo Strano che lascia i suoi in 10 per questo intervento sull'ex compagno Santo Prividera. Tante le proteste in casa Agragas, il Canicattì allora sull'1-1 anche un uomo in più, minuto 45, proprio i biancorossi provano a chiudere in zona offensiva con il tentativo di Gueye che viene respinto, poi alla fine la sfera e per Iraci l'occasionissima chiusa da Arusha. 1-1 allora a fine primo tempo tra Canicattì e Agragas. Al gol al 25esimo dell'ex Igea Pavisic risponde la rete bellissima da parte di Garufo su assist di Iraci. Partiamo col film della ripresa, subito una punizione alta dell'Agragas, ancora una volta l'Agragas, stavolta da corner, non ci arriva Tuniz. 75esimo Pettinato per la testa di Raimondi che sbaglia clamorosamente il gol del 2-1, il gol del KO, esce Iezzi dentro Matera. Minuto 88 il tentativo dell'Agragas, l'ultimo della partita con una conclusione dai 25 metri, Barbagallo in due tempi dice di no, dice fischio. Allora il Canicattì pareggia contro l'Agragas ma è solo l'ennesimo passo in avanti verso la Serie D a 4 giornate dalla fine. Con una gara ancora da recuperare, la formazione di Mister Bonfatto deve raccogliere appena 4 punti. Amici di Wii Sport è tutto allora, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.